Questo ambulatorio servirà per le attività di visita, di controllo e per l'esecuzione di interventi chirurgici di chirurgia ambulatoriale, di chirurgia maxillofacciale. Sembra la saletta di uno studio dentistico, in realtà è uno degli ambulatori più specializzati dell'ospedale di Vittorio Veneto, prima e al momento unica struttura non centrale che comunque comprende un reparto altamente specializzato che copre l'intero territorio dell'Us Trevigiana. Perché nell'ospedale di Costa converge la specialità che prima era a Castelfranco, sia per gli interventi chirurgici ed ora anche ambulatoriali. Facciamo un esempio pratico. L'estrazione di un dente del giudizio, l'estrazione chirurgica, l'asportazione di cisti dei mascellari, la gestione dei traumi, la traumatologia dentoalveolare. Ma è nell'attività oncologica che si concentra il reparto, che vede 6 posti letto sia per interventi in giornata che per degenze più impegnative. E sono aumentati i casi in questi anni. Ma devo dire che per quanto riguarda i casi di tumore del cavorale, purtroppo il Veneto da sempre ha un po' un triste primato in Italia. E quindi sappiamo che c'è un'elevata incidenza purtroppo legata all'abuso di fumo di alcol. Sicuramente altre patologie sono in ascesa e fortunatamente devo dire la verità che i traumi ultimamente sono forse un po' diminuiti.